Ciao ragazzi e benvenuti in Val d'Adige, una delle terre in cui si possono ancora ammirare degli spettacoli come questi. Questo vigneto di un vitigno antichissimo, la Lambrusca a foglia frastagliata, più famoso come Enanzio. Ma quanti anni hanno queste vigne? Ma sicuramente in questo vigneto troviamo viti di età diverse e le più vecchie potrebbero avere più di 120-130 anni. Sicuramente è un vigneto con età diverse in quanto un vigneto particolare di Enanzio, franco di piede. Ecco, questa è una caratteristica unica. Significa che non ha il portainnesto americano, ma è uno degli unici esempi, forse presenti in Italia e in Europa, di vite europea coltivata senza il portainnesto americano. Derivando direttamente da una vite selvatica, mantiene questi caratteri di rusticità. È una vite abbastanza generosa, con un grappolo con gli acini piccoli, abbastanza spargolo, in grado di dare vini molto caratteristici, ricchi in colore, ricchi in polifenoli, molto ricchi in tannini, e questa è la propria forza. E chiaro, con delle note un po' più aggressive dovute proprio al fatto che derivi da una vite selvatica. In epoche passate, e parliamo di qualche decennio fa, l'Enanzio come varietà rossa era il vitigno principale, prevalente di questa valle, e da solo rappresentava un forte traino all'economia. Certo che nel tempo poi la viticoltura si è evoluta, l'enologia si è evoluta, quindi certe forme di allevamento, come vediamo qui, a pergola, quasi un tendone, che esistevano in passato, ora non sono più concepite, ecco, per l'ottenimento di vini adatti ai mercati del giorno d'oggi. Perché continuare a portare avanti questo vitigno? Ma è un vitigno, fa parte della tradizione, della storia della nostra valle, quindi se noi parliamo anche con i contadini più anziani, insomma, che ancora la chiamano Ambrusca o comunque Ambrusco, diciamo che c'è un legame affettivo proprio con questa varietà, perché è un ricordo che si vuole tenere vivo e portare avanti, anche perché in passato ha dato tanto all'economia della valle, soprattutto l'economia viticola. E chiaramente oggi è un patrimonio in quanto sta scomparendo, si trova solo in questo piccolo tratto a ridosso del confine tra Trento e Verona. È una zona molto piccola, ormai è quasi scomparso. Ecco. Noi ci teniamo anche in particolar modo a mantenere questo vigneto, perché questo vigneto, appunto, come si diceva, franco di piede, ha un valore aggiunto proprio per la storia della viticoltura, diciamo anche nazionale, perché fa parte di un unicum, ecco. L'Enanzio non è un vino che si consuma subito, deve conoscere un periodo di affinamento di almeno 3 anni all'interno di queste barriche. Che cosa succede in questo periodo di tempo? Succede che l'Enanzio, che di per sé è un vino piuttosto spigoloso, si ammorbidisce, si arrotonda perché il legno lo ingentilisce, lo aggrazia, e grazie a questo espediente viene messo nelle condizioni di rilasciare tutte le potenzialità olfattive che lo hanno reso inconfondibile. L'Enanzio da sempre accompagna la storia agricola di questo territorio, una storia che è profondamente cambiata e che anche il presidente di questa cantina, Tiberio Veronesi, ha toccato con mano fin dagli albori della sua epoca. Tutte le famiglie della Val d'Adige hanno origine contadina. Chi come me magari ha scelto anche altre strade di sbocco sia lavorativo che di sostentamento economico, ma la ragione e la base di tutte le famiglie della Val d'Adige è nella viticoltura, perché tutti noi, chi più chi meno, abbiamo qualche metro di campagna. È cambiato per poco allora? Sì, è cambiato molto. Una volta c'erano, chiamiamoli latifondi, c'era il proprietario terriero, qui in valle ce n'erano 3 di importanti, che erano i veri proprietari dei terreni, che davano lavoro a una miriade di piccoli agricoltori ai quali venivano assegnati degli appezzamenti di terreno a seconda delle loro capacità, e per questo latifondo lavoravano. Poi, appunto, per staccarci e per staccarsi anche proprio per dare più individualità alle persone, i contadini hanno cominciato a avere la necessità di comprarsi il loro campo. Fatalità è anche successo che i grandi
proprietari terrieri avevano preso altre strade, tanto per loro non era più fondamentale la vita agricola, hanno di buon grado ceduto molti appezzamenti di terra e sono nati grandi e piccoli proprietari terrieri. Fino alla metà degli anni 50 la viticoltura in questo territorio, come del resto in diverse altre parti d'Italia, era soprattutto a carattere familiare, la produzione per l'autoconsumo. Poi però con il tempo si era ravvisata la necessità di strutturarsi, di darsi un'identità territoriale e produttiva. Ed è in questo senso che si è inserito il ruolo delle cantine sociali, anche quella della Val d'Adige, che di fatto ha raccolto questa miriade di piccoli produttori e ha cominciato a coordinarli, dando delle linee guida in grado di uniformare dei criteri di produzione pur salvaguardando le singole specificità, ma soprattutto dando ai piccoli produttori un motivo per esplorare la propria individualità produttiva, riversata poi nella produzione all'interno dei vigneti. La Cantina Val d'Adige è nata nel 1957 su iniziativa di 28 soci fondatori. Perché è nata nel 1957? Perché si veniva da una guerra che ha veramente decimato dal punto di vista sia di persone che di economia la nostra piccola valle. Nel 1957 la carenza di strutture, la carenza comunque di commercio che il comparto del vino c'era in quegli anni, aveva in quegli anni, ha creato la necessità di dare struttura, dare un lavoro più remunerativo ma anche più sicuro alle persone. Per questo è stato deciso di costituire questa cooperativa. Quindi il vostro è stato anche un ruolo sociale, non soltanto economico. Sicuramente l'impatto sociale è più importante di quello economico, perché dal 1957 ad oggi Cantina Val d'Adige e comunque Cooperativa Val d'Adige è la base del sostentamento e comunque dell'aggregazione di tutta la Val d'Adige. Questa è l'interpretazione moderna della coltivazione dell'Enanzio. Come vedete è una coltivazione a spalliera, non più a pergola come avete visto all'inizio. È un'evoluzione però importante, forse necessaria, perché grazie a questo accorgimento l'Enanzio ha continuato a vivere, a godere di una certa autonomia produttiva, definiamola così. Ma a sua volta è anche lo specchio di un'evoluzione che non ha caratterizzato soltanto il mondo agricolo puro e semplice. È lo specchio di un cammino che questa strada ha percorso in maniera importante. La Val d'Adige da sempre è terra di passaggio e qualcuno più di una volta ha detto è una terra senza identità. In realtà, proprio grazie anche al recupero, anche con questi nuovi impianti dell'Enanzio, all'identità si è dato finalmente un volto importante e soprattutto inconfondibile. La cantina è nata non solo per dare il sostentamento economico, ma per dare anche e principalmente un sostegno alla vita totale della viticoltura, cominciando dai metodi di coltivazione e dei metodi veramente di lavoro che si è mutato anche nei tempi. Nel 1957 appunto per dare più senso alla disomogeneità anche di coltivazione che c'era in quei tempi, perché ognuno andava per la propria strada, ognuno vinificava quei suoi 2, 3, 10 quintali di vino e poi non avevano una connotazione. Per dare unicità è stato deciso di aprire la cooperativa Cantina Val d'Adige. Oggi come allora le varietà coltivate erano le stesse di oggi? No, allora la parte predominante era data dai vini rossi. Vini rossi come Lambrusco, Teroldego, Merlot e altri. Adesso si è completamente trasformata. La base e quasi l'intera economia è rivolta al Pinot Grigio, che è diventata la coltivazione predominante qui in Val d'Adige. Ciò non toglie che abbiamo preservato tutte le altre varietà, dalla Schiava al Traminer, al Merlot, al Marzemino, all'Enanzio, al Castelromani, Trebbiano, una miriade di varietà che noi preserviamo perché danno quella nota comunque particolare ai nostri vini.
la connotazione territoriale, essendo nella Val d'Adige terra di collegamento fra l'Italia e la Germania, fra Verona e Monaco, comunque una via di transito altamente frequentata anche nei giorni nostri, ma anche nell'antichità, perché anche i romani di cui passavano nella loro via Claudia Augusta, che li collegava alla parte germanica dell'impero, ciò non ha intaccato l'unicità e comunque le peculiarità di questa valle, perché i viandanti passavano, ma noi siamo sempre rimasti qui. E poi, anche se il Presidente non l'ha ancora detto, questa è terra di buoni sapori, basta guardare. Sicuramente, allora il vino da solo non va bene. La nostra valle è ricca anche di altri sapori, dai formaggi, dalla frutta, dai salumi. Qui siamo in campagna e come qualsiasi campagna d'Italia la cucina deve essere completa. Per più di così. Allora, siccome come dice là dietro, il vino è nemico dell'uomo, ma chi fugge dal nemico è un codardo, noi siamo stoici e resistiamo, vero? Sì. No, di sicuro qui non si fugge, poco ma sicuro. Grazie Tiberio, grazie ad Alex, grazie anche a voi, ci vediamo alla prossima cantierata. Adesso questo è il mio sta all'estero così, serve per... No, dopo bisogna.